Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su Pro Cycling Manager e raga, oggi abbiamo il Tour of the Alps, gara importantissima, la 2HC, sono 5 tappe, 3 di colline e 2 di montagna importante. Speriamo di far bene, mi piacerebbe portare a casa un grande risultato, anche molto utile per per la classifica e per la carriera. Le tappe di montagna ragazzi sono veramente toste. Vai, andiamo. Tappa number 1. Tappa diciamo con arrivo comunque in salita. Ok ragazzi, mancano 5 km. E adesso vediamo di fare qualcosa. Siamo tutti quanti insomma vicini. Loro puntano un arrivo come si dice? Puntano un arrivo in volata. Vediamo cosa riusciamo a fare. Abbiamo la forma per poter vincere, anche se non è proprio una delle nostre tappe. Usiamo il gel. Balling behind. Ok, tiriamo un attimo, vediamo se riusciamo a dare una strizzatina. Ripeto, non è una gara dove siamo favoriti. Infatti facciamo molta fatica. Vai, manca 1,3 chilometri. Vai, proviamoci, ma sarà durissima. Dai, 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 dai. No, 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 no. Assolutamente. Impossibile, lo sapevamo. Però comunque siamo nella top. 1, 2, 3 quarti. Quarto posto che va benissimo. In una tappa così mi va iper bene il quarto posto. Bravo Kuma, dai. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Vincere cioè far bene, fare il podio, che comunque è l'obiettivo del Tour delle Alpi. È tanta roba perché il prossimo anno voglio puntare a tutto, nel senso non puntare a vincere, ma voglio giocarmi il Giro, i grandi giri, la Milano-Sanremo, la Tirreno Adriatico, la Parigi-Nizza. Buon quarto posto comunque. Buon arrivo, cioè un arrivo di tappa importante, in una tappa dove è vero che è in salita, però sicuramente non è una tappa adatta alle nostre caratteristiche. Beh ragazzi, qualcuno è arrivato un po' tardi, Ok. Non so se mi danno qualche... Ah, vinci la tappa per l'obiettivo. Mio Ioni. Non è andata bene. Addirittura, non potevo vincerla questa, dai. Questa è una tappa, anche questa non adatta a me, però facciamo il possibile. Ok ragazzi, 8,8 km mancano. E Rivera vuole portarmi su, ma io non ho bisogno di Rivera. Ok, qualcuno prova a salire. Siamo chi forti, allora bisogna cominciare a tirare un po'. Non devono mica scapparmi via sti qua. Partito un po' in anticipo, non me l'aspettavo sinceramente. Porca come vedi il... Guarda come sto pagando il meno uno comunque. Comunque odio le tappe di collina, le odio, le odio. Devo limitare i danni qua, raga. Cazzo, guarda quanti secondi hanno preso. Aspetta un attimo, scusa un secondo. Posso seguire... Ecco. Ma devi seguire Bernal, visto che è l'uomo da battere, penso, perché è sicuramente il più forte. Ok, stiamo a ruota. Vabbè, abbiamo unità di danni, dai. Va bene, va bene.
penso di aver perso, insomma 20 secondi, 21. Da 5 secondi mi sono preso, proprio sta gara, boh, cioè nel senso, questi ultimi 10 km non li ho proprio capiti, perché eravamo tutti quanti attaccati e poi sono partiti quei 20 secondi prima che mi hanno proprio distrutto, però ripeto col meno uno, per quanto le caratteristiche erano anche buone in realtà, però boh, fanculo, vediamo quanto siamo distanti. Paura che abbiamo perso il podio, C'è il quarto posto. Vediamo. Infatti siamo decimi, no. Sì. Ottavi siamo. Vabbè. Tutte le tappe devo vincere secondo il mister, che sboccio, non è proprio semplice, Pretende molto qua la squadra, E Pelucchi infortunato. Tappa 3, siamo a metà strada, dai. Questa è una delle tappe, ragazzi. Sarà molto, molto dura. Mamma mia, ragazzi, tappa per cuori forti. All'inizio della salita ero nel gruppo 2. Avevo 2 minuti di ritardo. Sono riuscito a recuperare. Ho perso energie, ma ho recuperato. La vedo dura portare a casa sto tour, però almeno ci siamo. Guarda Bernal, guarda subito Bernal. Bernal ci prova. Bernal va subito su. Non se riusciamo ad andare su col nostro ritmo, sarebbe importante. Però non mi sembra. Bernal in fuga. Niente raga, non mi vedo in condizione sinceramente, per quanto, insomma, è solo un meno uno. Cioè. Aspetta un attimo. Niente, chiaramente non posso. Mancano 4 km, vai di gel. Però Bernard sembra avere veramente un altro passo, È abbastanza oggettiva la cosa. Purtroppo. Ma la Masnada come ci sta... Bravo, però Masnada, signori. Un Masnada in grandissimo spolvero. Vedete, prova a fare uno scattino in anticipo, noi ci proviamo. Noi ci proviamo. Ci abbiamo provato, ragazzi. Ma non abbiamo proprio le energie. È già tanto essere qua, onestamente, perché abbiamo perso 2 minuti. Recuperati in discesa. Tirando tanto, però. Niente, siamo qua, insomma ce la giochiamo per il podio, però penso che per la vittoria sia un po' dura. Bernal e Yates. Vince Bernal tranquillamente. Non siamo terzi, da un bel terzo posto almeno. Oh yes, dai, podio, il podio c'è per il momento. Però l'è dura. L'è molto molto dura. Dai, vai, su. Ok. L'è dura. Cioè, alla fine comunque io ci metto la firma per beccarmi il podio in un giro comunque 2 HC dove le categorie sono forti, infatti Egan Bernal e Adam Yates sono due, Simon Yates, Zachary, Zagir, tutta gente che può vincere i grandi giri, fioi. E noi comunque, perché da loro stanno allenando, per loro questo è un allenamento, per me è l'obiettivo. Però insomma, cioè, non mi pare proprio che siamo di andare male, dai, pian piani, vediamo un po' la globale. Siamo quarti a 50 secondi, porca miseria, però siamo a 8 secondi dal podio. Peccato che non c'è una gara a cronometro.
Ok, molto buona. Finiste i primi 5 di tappa, terzo, quindi sono contenti, perfetto. Ottimo. Adesso abbiamo la tappa number 4, la penultima. Ed è la collina prima della gran finale. Vai. Ok ragazzi. Abbiamo davanti uno che però non penso sia un problema, non è un uomo di classifica. E questa è proprio una tappa dove l'arrivo è completamente contro le ogni logiche comendiane, purtroppo. Noi ci proviamo chiaramente, ma la vedo alquanto dura. Yates mi sta incollato. He's falling behind. Adesso potremmo provare la vittoria da finisseur. Ma la vedo alquanto difficile, devo buttarmi prima se voglio avere una chance. Purtroppo è così. Ma è impossibile. Guarda Simon Yates, ragazzi, che anche in accelerazione è una bestia. Vince Yates. Veneziano 18esimo. Oggi la vedo l'ultima tappa di montagna pura. Però pensavo un po' meglio, ripeto, questo comunque si vede che è un giro di categoria molto superiore a 2.1, cioè quindi siamo alla seconda stagione fondamentalmente, non è che possiamo fare i miracoli subito, sappiamo che Pro Cycling non è proprio il gioco più semplice del mondo, cioè lo sappiamo ragazzi, e lo sa soprattutto il signor chi sia? Il signor non lo so. Vai. Ok. È la globale. Siamo sempre quarti. E abbiamo perso anche terreno, raga. Si sta avvicinando Zaccari molto bene. No, vedi, le squadre però sono, cioè, farò sicuramente un nome perché comunque vedono sto ragazzotto, secondo anno già Merdone, non è male. Il problema è che sì, speravo sinceramente, come si dice, almeno di fare una vittoria di tappa, ecco, magari non vincere il giro, ma fare una vittoria di tappa e finire tra i primi tre. Questa è bella, il problema è che non c'è un arrivo in discesa, quindi, insomma, vedremo. Eccoci qua ragazzi. Se voglio fare qualcosa devo partire adesso però, Devo rischiarla chiaramente. Come però. Uno scattino come, grazie. Ok, Veneziano ci prova. Ci prova adesso. Ci prova adesso Veneziano. È l'unica chance che ha se vuole tentare di fare il podio. Se vuole tentare il podio. È l'unica fottutissima chance. Però sarà veramente dura, ragazzi. Il gruppo sta tornando, riproviamoci. Proviamo a scattare ancora un pochino. Ma non abbiamo più le forze. Niente da fare ragazzi. Purtroppo nulla da fare. Un arrivo proprio cioè non poteva essere un arrivo in super salita, no. Aveva una forma di più 2, un arrivo di merda così. Vabbè a cagare. Penso di aver mantenuto il quarto posto. E comunque l'obiettivo del team per questo tour è arrivare top 5, quindi l'ho anche raggiunto. Però ci voleva un arrivo in salita, no, sto arrivo qua da cioccolatai, dai, cioè, che è ridicolo.
Ridicolo, ridicolo. Vabbè. Non si può vincere sempre. And just in case you missed them, here are the race highlights. Vediamo se chiudiamo quarti, spero proprio di sì. Ok, perfetto. Vediamo se aumento il livello. Madonna, per un punto, non ci credo. Non ci voglio credere. Vabbè. Allora, il calendario ci dà per prossima la Vuelta Asturias, che sono montagna pura, con un arrivo però in super discesa, potremo sfruttare qualcosa. Questo è un percorso, quindi non bene. Questa è bella. Ci divertiremo, raga. Vuelta Asturias, raga. Un saluto dal comandone veneziano. Ciao!